Il nodo dei trasporti pubblici, in molte città si sono registrati assembramenti su bus e metro. L'inviato a Milano Giacinto Pinto. Sui mezzi pubblici la mascherina è obbligatoria. In piedi, ammassati e schiacciati, le 11 del mattino sulla linea 91 che collega il centro alla periferia di Milano. Sul display appare la scritta completo, ma l'autobus continua a riempirsi. Di contagiarsi. C'è qualcuno che a un certo punto dice è troppo pieno l'autobus. Lo stesso autista. Assembramenti anche alle fermate e ai capolinea. Prima c'erano i cartelli del distanziamento, adesso non ci sono più, fanno tutti come gli pare. Regole non rispettate, mezzi pubblici pieni più del consentito non soltanto nel capoluogo lombardo. Stesse scene oggi sui vagoni della metropolitana di Roma o a Foggia, dove un gruppo di studenti si accalca sul pullman per tornare a casa. È dalla riapertura delle scuole che i mezzi pubblici sono nuovamente sotto pressione. La ministra dei Trasporti Paola De Micheli ha convocato per domani i rappresentanti del trasporto pubblico e delle istituzioni locali per rivedere le norme anti-Covid sui mezzi. Possibile un abbassamento della capienza consentita dall'80 al 50%. Le associazioni delle aziende dei trasporti avvisano circa 275.000 persone resterebbero a piedi. Il Comitato Tecnico Scientifico chiede controlli a bordo. L'allarme dell'OMS